Molto contenta. Era tanto che aspettava questo momento. Sì, sì. Oltre un centinaio di persone, 126 per la precisione, si sono presentate spontaneamente alla seduta serale Vaccini sotto le stelle organizzata dall'ULSS Dolomiti, la prima del genere in Veneto. Arrivare qui e essere stata avvisata che c'erano già gente da più di mezz'ora che stava attendendo per vaccinarsi è stata una bella sorpresa. L'affluenza mi sembra buona. L'appuntamento era stato fissato per le 19, ma già dalle 18:30 da entrambi i lati di Porta Dante i vaccinanti si sono messi in fila per accedere alla somministrazione libera senza prenotazione. Era tanto che aspettava questo momento, il momento del vaccino. Sì, avevo solo qualche timore perché ho qualche allergia, però mi hanno assicurato che non c'erano problemi, quindi ho preferito anche farlo qui in centro. Lo aspettavo da molto per sicurezza, oltre me anche dei miei genitori, e sì, sono abbastanza contento di questo. Lo facciamo anche per la nostra salute. Ci rendiamo conto che è un atto di libertà, un atto democratico, però da parte nostra c'è l'impegno massimo a far sì che la popolazione possa vaccinarsi il più possibile. Questo è l'impegno che ci siamo presi tutti, l'ULSS in testa e anche le istituzioni, perché penso che questa sia una delle poche strade che abbiamo per cercare di uscire da questa pandemia. La nostra conoscenza da quel punto che del futuro sia chiusa la porta. L'attesa post-vaccino in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri è stata lietata dalla lettura dei passi della Divina Commedia grazie alla collaborazione della Compagnia del Moccolo e di alcuni studenti di scuole in rete. Belluno ha dato il là all'iniziativa itinerante che il prossimo 10 agosto per la notte di San Lorenzo sarà a Cortina. Nella notte di San Lorenzo saremo a Cortina con un'iniziativa analoga, ma poi faremo anche tutti gli altri ambiti. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione della provincia, dei comuni, degli enti locali che sono nel nostro territorio. Credo che sia un bellissimo gioco di squadra, che sia stata la ricetta vincente di questo territorio e penso che insomma, questo territorio si meriti questi bei risultati.